La redazione di Street News questa notte è giunta al White Angel, un club che si trova in Campania, per una notte davvero speciale, come possiamo un po' vedere dal contesto. E abbiamo qua gli organizzatori del Drag Factor, ma non sarò io ad esporvi il progetto, bensì gli organizzatori, che sono loro. La zia Tiffany. Ciao a tutti, Paolino, Pablo Pablo. Ciao Pablo, allora Pablo, a te il compito di spiegarci che cos'è il Drag Factor. Perfetto. Allora, innanzitutto ciao amici di Street News. E niente, il Drag Factor nasce dall'idea dell'omonimo concorso canoro televisivo, quindi X Factor. E quindi questo è per il mondo drag queen. L'ideatore è Simone Farag assieme a Simone Polena, che ci ha dato l'incarico di gestire la selezione della Campania. Praticamente questa è una serie di selezioni che gira in tutte le regioni. Io e la zia Tiffany, insomma, ci occupiamo di portare il meglio della Campania alla finale nazionale del Gay Village, perché noi, insomma, siamo supportati soprattutto da questa grande realtà che è appunto il Gay Village, che ci ospita e ospita tutte le regioni, dove ci saranno 3 giorni e dove si farà una serata. In che periodo? E praticamente penso la terza settimana di luglio, quindi siete tutti invitati a vederci. Sono 3 giorni e praticamente il primo giorno è riservato a tutti gli organizzatori, un po' le Olimpiadi di noi organizzatori. Poi ci saranno, il secondo giorno è dedicato alle semifinaliste e poi c'è la finale nazionale dell'ultimo giorno. Signori, quindi possiamo dire un concorso davvero davvero avvincente che assolutamente porterà sì. appunto poi le drag ad arrivare a questo traguardo finale, a giocarsi tutto. Certo, sì, anche perché è un metodo anche per farsi conoscere in tutta Italia e perché no, avere la fortuna come è stato per tante altre che insomma stanno lavorando tanto. Beh, allora, grazie Pablo, io adesso rimbalzo un po' dalla nostra bella Tiffany, ma Tiffany, voglio chiederti quali sono le qualità, le caratteristiche, le peculiarità della vera drag, no? Per arrivare a quell'ambita finale nazionale. Allora, sicuramente tanta abilità a mantenere un palco, inoltre bellezza, ironia ed autoironia, perché ricordiamo, siamo delle maschere, quindi non bisogna mai prenderci sul serio realmente. E quindi che dire, in bocca al lupo a tutte le concorrenti d'Italia e che vinca la migliore quest'anno. Gay Village ci aspetta, carichi! Benissimo ragazzi, allora noi eravamo questa sera per un esperimento particolare, per promuovere la cultura in un contesto di divertimento, e allora chiederei a voi di replicare l'hashtag che abbiamo lanciato questa sera, perché Street News, essendo un giornale online, è vicino al territorio, è vicino agli eventi e soprattutto ci piace anche esplorare nuove tipologie di eventi. Beh, l'hashtag di questa notte che abbiamo lanciato è cultura e divertimento are ok. Allora insieme chiederei di replicare l'hashtag per salutare i nostri amici, i nostri lettori di Street News. Hashtag Cultura e divertimento are ok. Grazie. Grazie! Street News.